riassumendo, sempre per il discorso che non dovevo far video, sono arrivati anche i ragazzi Viaggi da Bimbi, c'è in a portare una cassa al prosecco che stiamo iniziando gentilmente a distribuire negli zaini, e Fabio tira pacco non viene, digli a Fabio, Fabio dai, vieni, come mostra anche il prosecco, lui la dita, non so mia il muso con la carotina, la dita, no, dai, sotto nei commenti, dai Fabio, su, Fabio guarda che gli ha scritto in commenti che te vengono anche te. Su Facebook. Sì. E fu così che si misero in viaggio e si aggiunsero anche i nostri amici che adesso lo riconosci dalla sagoma, da Adriano, quelli del canale Viaggi da Bimbi. Ecco, adesso l'hai visto anche da davanti e basta, così e buoni tutti. Ciao Bellese! No, date da avere il ricordo del zainetto con i pallini del Mirko. Guarda che bel zainetto, Mirko. Guarda come sa tirare proprio da Montanaro anni 70, vedi tu? Perché le giovane dentro Mirko, vero Mirko che te si giovane dentro? Te manca i rastoni però. Vabbè, che penseremo? Una volta Vabbè, ma adesso mio Dio. Special guest anche whisky non sta a fare il timido. Whisky, guarda il gatto! No, Ghinana sgiunfa lui e gatti, perché sei un can vicentino sto qua Italia. Ehi, Veciotta, ti si da Veciotta lei. Sì. Ragazzi, volevo rendervi partecipi di un pezzo di storia. Gaggiva Mito 125. Sì ragazzi, sì. Peccato, vabbè, poi è che non aggiustata là, però vabbè, dai. Sì, è Lucky Strike proprio, colorazione. Che storie ragazzi. Addirittura con l'ammortizzatore esterzo. Grande. Però vedi, volevo appuntare, far notare quanto bravi sono sti pampini, guarda, a parte che vabbè picchiano i genitori, vabbè ma quegli dettagli, ma vedi non rompono le scatole, camminano, non si lamentano, siamo in salita, cioè sono io che mi sto lamentando, mi e Mirko qua, se io spuar sangue, e qua guarda che bravi loro, guarda, bravi, composti in parte, guarda la linea bianca, guarda che bravi, ragazzi, è che siamo in compagnia, secondo altri, che cose là, cosa servono? Ah? Per tenere sui muri, niente, aveva ragione l'Alessia, accidenti, mi tocca, esatto, non so se noti che ha capito che le ho dato ragione, esatto. Terza volta in 2 giorni? Vabbè, insomma dai, abbiamo imparato che servono a unire i muri, ok, vabbè, dai. Non possiamo non notare, seppur non sia una pianta tipica del luogo, no? A sciorita che ha messo fuori il Capsicum annum, che sarebbe il peperoncino ornamentale, quindi mi raccomando non si mangia, non è velenoso ma non si mangia, insomma dai. No, sempre a mangiare tutto, non si mangia appunto, anche i violette, ma non si mangia. Come no? I panzetti. Ma no. Aspetta Italia, tasi su che le devo spiegarne. Aspetta. Allora, da Stramare, seguendo sempre il ruscello, si arriva su Amilies, che è un'altra frazione di Segusino. Ok, C'è che è quello che dobbiamo fare noi, no? Non oggi, cioè non facciamo il pezzo che va su in alto. Io pensavo quello, cioè dopo la strada che porta, quella per le macchine, che porta a Stramare, Sì. continua fino a un altro il borgo sentiero. e poi finisce. No, poi finisce, poi va su o dal Cesen o se no si scollina dall'altra parte, insomma passeggiate ce ne sono finché sei. Sì, ma in macchina finisce. In macchina finisce, sì. E io pensavo che andiamo in quel paesino dove finisce la strada per le macchine. Ok, ottimo, ora Amilies, Quindi andiamo lì oggi. ce la fate? Quindi vuol dire che è difficile. Insomma, no dai, fattibile. Vabbè dai, vediamo adesso cosa combiniamo. Aspetta Italia, perché come sai Andrea, quel del T4 che piace io, sai, lei è un esperto, no? Quindi sì, ci stava raccontando, cos'è che ci stavi raccontando, no? Praticamente quando si vedono torrenti così è facile che ci siano i maleacquaioli. Ma era il discorso di come riconoscerli. Praticamente siccome loro fanno il nido dove ci sono le cascate, no, se davanti a cascata c'è qualche bel sasso e vedi pieni di cacca di uccello, Il linguaggio tecnico? schiti, Esatto. è probabile che sia il maleacquaiolo. Ecco. Perché va a pesca dove ci sono le pozze o comunque le cose e lo vedi lì. Se state fermi e non lo disturbate è facile che arriva lì molto vicino. Ecco, Capio Italia in più, adesso non so quanto raro possa essere perché noi l'abbiamo trovato, ci sono anche le salamandre che sono quelle berebetole nere con i puntini gialli.
Esatto, c'è la truppa di viaggi da bimbi che ogni tanto li vedi tirano sulle cartine che i maleducati hanno lasciato lungo il sentiero. Gli abbiamo detto non vi conviene allora fare che altra strada, se no devono passare col trattore. Guarda i fidanzatini, chi fa foto con l'iPhone 11 che ora di stasera che c'ave su. Eh sì, no, lui scherza, ma mi sul serio che c'ave l'iPhone. Aspetta. Sì, Mirko, concordo. Allora, siccome se quest'estate ci chiuderanno in Veneto, ipotesi, questa sarà la mia piscina perché è fonda a sufficienza, forse arrivi anche alla vita come altezza in quel punto lì. Perdi la vita. No, non perdi la vita, o se no puoi metterti anche qua, insomma, se devi sdraiarti o sederti. Perfetta, va bene, va molto bene. Ci arriva anche un po' di sole, quindi va bene. Quanto adoro i corrimano fatto così. Cioè, quando non si trattano da disabili con 50.000 protezioni in acciaio, divieti, ma si fidano dell'intelligenza umana che è quella che ti dice non buttarti giù dal burrone, non far cose che ti andresti a ammazzare e via discorrendo. Quindi apprezzo tantissimo quei corrimano. Aperitivo ragazzi, aperitivo. Messaggio per Alessia, invece di comprare mimose l'ho portata in sbrino in compagnia 2 giorni. Aspetta, ripetimi il nome dell'altro borgo. Milies. Allora ragazzo, come hai sentito nel dietro alle quinte, stiamo andando adesso a Milies. Stramare gliela facciamo vedere dopo agli amici perché volevamo distruggerci di aperitivi e abbiamo detto ci distruggiamo su, se no non ce la facciamo. Quindi per arrivare a Milies dal nostro ristorante dove abbiamo pranzato io e l'Alessia, che sarebbe qui, proseguiamo, ok, verso in alto. Quindi dal ristorante di Singano e Alessia di Stramare si prosegue lungo questo sentierino. Cos'è sta roba a me incomprensibile, una specie di diga? Non capisco neanche la rete, non capisco un cazzo io dalla vita. Sì, vedi, come si dice spesso con alcuni miei amici, è un peccato anche morire, no? Perché il mondo è sempre pieno di cose da farti vedere, da conoscere, da imparare. Veramente ragazzi, fantastico, sentieri fantastici, bellissimi. Vedi, quando io dico bellissimi mi spunta Marco davanti, giusto per contraddirmi. Che forte! La grottina, che ha messo a Madonnetta, che bello! Ma difatti vedi, adesso non vorrei essere ripetitivo, però te l'ho detto tante volte che quando sei in montagna, sulle strade ripide, ti mette sempre a Madonnetta. Dimmi gioia mia. Avessi trovato il tuo nido, la fontana, adesso No. non so, ma Sì. il tombino. Guarda che design ambientale, cioè altro quelli che fanno vedere là su Sky, che parlano delle stronzate, dei divani, della carta da parati. Guarda qua che arte a natura, il dopo lo metto che ha messo il ponticello qua muffetta sopra, muschi e licheni che fa parlare. Se la faranno i nostri eroi senza essere trainati dai buoi. No, occhio che è scivolosissimo e i rami hanno le spine, qui non puoi aiutarti tanto. Quello con la mascherina appesa, che qualche pirla ha messo la mascherina là. Sì, no cascar. Qua che roba Italia, che posti, che avventura! Ah! No. Altro che donna avventura, un Hercules Mirko è avventura qua, ah! Hercules è esploso. Porco cante, spaccanga zaino. Madonna santissima! La douche. Guarda, che spettacoli ragazzi, che spettacoli! Che spettacoli che abbiamo qua in Veneto! Quindi quando parlate sempre male del Veneto, nonostante i milioni di posti che vi ho fatto vedere, ciupate! Bellissimo e ripidissimo. Tazzi che la discesa non la facciamo. Adesso la parte più difficile la sta facendo lì in fondo Mirko e la Maria. Non tanto per la ripidità, è che non c'è proprio grip. Io mi sono aiutato con questo bastone ninja, sì esatto, di Donatello, e ce l'ho fatta. E adesso, vedi, oppure vai avanti a gattoni. Che spettacoli, ragazzi. Vai al piede. Come cazzo faccio io qua? Allora, no, mi farò molto male. Devo usare l'intelligenza, c'è caldo, se mi bagno non è un problema, quindi io andrò là, ok? 1 e 2, eccola, che cacchio. Uno va a rischiare di ammazzarsi per un po' di acqua, anche no, insomma, hai capito? Tutto molto figato! Sì, un sentiero, diciamo, molto semplice, sì. Infatti c'è sorto un attimo il dubbio sul fatto se fosse o no un sentiero questo qua, ho detto. Abbiamo detto è il sentiero giusto e mi ho detto ma più che altro è un sentiero e quindi adesso forse torniamo indietro, adesso non lo so, vediamo, magari hanno trovato chiuso, adesso vediamo. Quindi adesso giustamente abbiamo mandato i bambini perché matematicamente parlando hanno meno anni, quindi se hanno da perdere è qui che perde manco, no? Ma è giusto. No, rettifico, brutte notizie, ci hanno detto che continuiamo. I bambini ci passano, quindi Vabbè, ma non è una questione di passarsi, è una questione di grip Italia, ho le scarpe da frufru. E sbrissiano, il sentiero si fece
cioè non cacca, significa fare al passato sempre più impervio. Singano ormai aveva perso la speranza, però la gente, soprattutto i giovani, ignari del pericolo e degli ostacoli della vita, continuarono imperterriti il cammino. Porca troia, altro che telefonin, qua sì che vuoi a GoPro, guarda che roba, guarda che salite, porca miseria. Guarda che cacche del capriolo, guarda, o del capra. E parti del capra. E puntine del mondo ti porta a rischiare la vita e a prendere una quantità considerevoli di spine dei rovi. Cioè, non è tanto i chilometri, 500 metri, ma è un'arrampicata abbastanza. Boh, che noi altri continuiamo a domandarsi, ma è un sentiero? No! Uccio, guarda chi si occupa. Ragazzi, ok, un attimo di indecisione. Guarda Sassi. No, è molto molto ripido e volano giù Sassi. Guarda, non so se li vedi. Cioè, evitiamo, io ho detto evitiamo, torniamo indietro, facciamo una strada normale. Ok, vabbè, hanno detto che dopo di sopra c'è il sentiero, ma a me sinceramente quello che preoccupa di più sono queste scarpe da, con tutto il rispetto, il Puntino del Mondo non è un canale omofobo, da omosessuale che sbriciano e quindi non puoi andare in montagna con queste scarpette qua, è tanto ripido. Quello che io spero, esatto, è trovare tutti gli alberi per arrampicarmi con le mani negli alberi, hai capito? Boh, dai, fatta, via, telefono in tasca e ciao Italia. Io devo capire cosa ho veramente fisicamente perché ho zero vertigini oggi, è ripidissimo, ti garantisco, si scivola come non mai, ma io sono tranquillo, veramente non riesco a capire sta roba. Altre volte basta una salita al cazzo e vado in panico dalle vertigini. Sta basso, stai basso comunque. Dai, merda dei rami. È free climbing estremo quello del prima. Non volevi wild, ecco il tuo wild. Dio caro. Era qui verticale. Puttana merda. Qua almeno vabbè ci sono i rami. Non sono marci? Vabbè, ma almeno hai qualcosa. E qua dove Fa il giro a destra, fa il giro a destra. Destra. Là? Sì, Sì. va per destra. Aspetta un attimo. Ci sono io qua. Aspettare i rami. Io qua. Aspettare i rami. Aia. Presa. Io ho Cerotti, Fede, se serve. Hanno in più le scarpe da ginnastica i furbi. Vieni qua. Su. Non ti ho avvisato, scusa che mi ho fatto agitare. Vai. Amiamoci. Bentornato. Ragazzi, è stato... Sì, ci si aiuta fra di noi, ovviamente ci si tira su. È veramente incredibile. Cioè, arrampicata, proprio arrampicata. Ma arrampicata con le scarpe estremamente sbagliate, ovviamente. Da segnare che avanzo una vita da Thomas che mi ha tirato sull'ultimo pezzo. Porca miseria, no, quello sì, restavo là. Non hai grip. Il whisky non tira più. E la prossima volta te mi porti a fare un giro col cazzo, sto a casa. Tra gli accessori che non ha portato Singano, ovviamente le scarpe, l'attacco per la GoPro e la GoPro in testa e, cosa intelligente, una corda, una bella corda a 5 metri che ce l'avevo. Quando ci sono passaggi che non ce la si fa, la si lancia all'altro, la si lega a un albero e ci si tira su, no? Sì, vabbè, ma oh, è veramente da record trovare un copertone qua. Cioè, ragazzi, veramente, guarda dove siamo. Come cazzo fai ad arrivare il copertone qua? Io ho lanciato dall'elicottero. Guarda, lamiere. Guarda là ancora copertoni e roba. Pazzesco. Sì, sì, Italia, siamo sempre in zona Segusino, sia strada dell'immondizia l'altra volta. Mi piacciono i viaggi da bimbi. Ovviamente stiamo scherzando, nel senso che noi abbiamo fatto sto percorso consapevoli, eravamo in gruppo eccetera eccetera. Ovvio che i bambini non li porta qua, cioè questo è sottointeso. Ah, così come è sottointeso che quando dico che il Molise non esiste è una battuta, ragazzi, non potete dirmi di studiare a geografia, se è una battuta che va avanti da 20 anni ormai, cerca su internet. Mirko, non sta a rimuovermi l'amicizia per sta camminata loca, dai. Un cane felice, ma che faccia felice. Fufo! Che bello, ragazzi. Che giornata stupenda, tutto stupendo proprio. Sì. Ah sì, non siamo veneti, siamo prosecchiani, prosecchesi. Ho sudato, ho anche le mutande sudate. Pietà. Non abbiamo portato la Coca-Cola, bevi genuino, bevi prosecco, Ma no? proprio sai quella sete di roba frizzante, ma no, di vino. Guarda qua alcolici. invece. Guarda il prato e Giorgi Pacura felice. Guarda, ti metti qua, curi felice. Non è bello?
Tutto, guarda, con le montagne popose, tutte... frizzante di quelle. Sì, acqua gassata. Però no, ci siamo vendicati della mega sfacchinata che mi ha fatto fare Andrea del T4, che a volta da Vicenza al Trentino. E adesso noi altri qua saremo rifatti e spua anche Andrea del T4. Sì, che ti piace? Sono abbastanza. Ma dai. Chi che figo che saranno pegati? C'è una proseccheria o no? O andiamo avanti? Andiamo avanti? Noi pietà. Ok, il destino ci ha graziato, ha detto che possiamo fare l'aperitivo. Che bello, la maggioranza, l'unanimità. Ciao, che robe, qua si può anche entrare, che mi sono curioso, guarda, tutte robe tipiche, che figata. Aspetta, sono curioso anche a me, sono curioso, poi vedrai. Permesso, no, avrei carregare una volta, qua sì che sarà la mascherina. Il caminetto, a scuola, guarda qua, taglia, guarda che bello, guarda che roba, che bello, guarda i travi che si casca in basso, e porte una volta, i tauini, che forte, no, lascia lì quella, usciamo dall'altra parte. Non si sa mai, rifacciamo la strada sicura. Io rimetti sulla pasta. Figata. Figo. Noi aperitiviamo. Guarda, ce l'ha sempre in mano. Cosa ce l'ho sempre in mano? Il telefono e non solo. Cosa avevamo Ma io detto? devo fare i video, amore. Gioia mia bella, un conto è pitoccare e pincionare, un conto è fare i video. Ricordi di quando eri bella e giovane, no? Poi quando avrai 80 anni dirai, capito, guarda che bella e giovane che ero. Grazie fidanzato. Io ho fatto la fila che mi giusta. hai fatto il video. La fila giusta per avere gli occhi verdi e la fila giusta per, come si chiama, quelli che non invecchiano mai. La fila giusta. Alessia, io ho Ecco. un sistema per fargli abbandonare il telefono, te lo suggerisco. Lancio giù? No, Porusino. no, Non me lo ricordo. alla non mi ha Morgandi, portato non la violente. Pro. Dice, tu concentrati sui filmati. Se io mi fermo dietro con qualcuno carino del gruppo, non preoccuparti. No, ma dopo si Continua- offende, fa il continua a geloso. filmare. Sì, No, sì, poi sì. fa il geloso. Sì, ha butto sopra la scarpata vedrai come butta direttamente. via il Ma poi telefono. fa il geloso lui, che è colpa mia. Sì. Metti via il telefono. No, è geloso lui. Italia, Poi viene da me e aiutatemi. viene da me e mi fa, hai visto Alessia? Ma ho visto del movimento sotto, ma non so se era Alessia. Come del movimento? Ma sì, erano due, cioè, mi sembrava una ragazza sotto, lui sopra che si muoveva. Ma No, non mi piace così, ma quindi non ero io. Ma, no, gli dico, Eri cin. Alla vita che c'è ancora. Bene, direi che abbiamo mangiato come stupido, perlomeno Singan ha mangiato come uno stupido come sempre. Volevo far notare il bellissimo ristorante di oggi, ok? Che la cosa che più fa da padrone nel panorama, nell'immagine del ristorante è questo albero, questo tetto di fiori giallini che abbiamo avuto oggi, che è veramente una cosa pazzesca. Siamo anche vicini alla festa della donna, quindi il fa un fiacco il che de mimosa, no? Quindi veramente tutto molto bello oggi, tutto molto bello. Ah, ok, no, pensavo fosse un burrone. Buon. E qua è un'altra casettina abbandonata, tutte queste robe strane in mezzo a ste montagne, ste robe. Cioè. Ma cosa facevano qua? Cioè, sta casetta, cosa serviva? Cioè, capisci tu? E come ha fatto a venire giù? Cioè, guarda che rassa ai mattoni, come fai a venire giù? Cioè, cosa è successo? Una bomba? Cioè, capisci? Se quello che dopo uno si domanda. Cioè, va ben tutto, ma come fa a venire giù una parete? Ma tu capivo, è strano. Non va a prendere le radici da voi. Questa dici che la vuoi. Il cinghiale cinghiale. Sì, esatto. Sgruffola, ma. Sì. Ecco qua, ma sei una metropoli, qua va un'altra casa, guarda che roba. Tutte abbandonate. Qua Andrea che dà carne al can, ma non da mangiare, che dà carne in senso metaforico, lo rimprovera. Guarda che roba, guarda. il pollaio. Il puner, il pollaio. Sì? Puner. Una rata così? In Veneto non abbiamo i pollai in Veneto. In Veneto sai i puneri, ok? Anche perché, scusa, te va a dire a mia nonna, vai a dire a mia nonna, signora Eleonora, dove ho il pollaio? E lei dice, boh. E te che dice dove ho il puner? Ah, le dà il puner. Che forte. È vuoto, completo. Chissà cosa servirà a tenere i marchi qua dentro. Femorogito? Sì, che repeton, che casino. È curioso capire che cazzo oggi che non ho vertigini, proprio non ho vertigini, sto andando avanti tranquillo
dappertutto. No, è quello che voglio capire, perché cosa è successo oggi? Non è che ho mangiato meglio, anzi, ho pur bevuto, quindi probabilmente avrò qualche batterio con tutto l'alcol che bevo. Disinfetto probabilmente, sarà quello? Secondo me sì. Si accorsero anche. No, no, basta ragazzi, basta. Dai. No. Basta. Vabbè, dicevo, si accorsero che avevano sbagliato percorso, però no, super da qua no. Torniamo indietro. Ma sì, è tutto frinato, tutto friabolo. Piccolo cingano, dove vai? No, basta, no. Appena mangiato e tutto, adesso lo stomaco mi fa vertigini, non posso più fare robe strane. Sì, roba normale, se no in cui anche al borghetto e torniamo a stramare. No. C'abbiamo un elicottero qualcuno, dai, mi sono anche pizzenino e che consuma tanto. Questa è un'organizzazione. Chiama quello con strafante volante, Riccardo. Ma sì, Riccardo Baratella che viene con strafante. Ma stavolta Riccardo, vedi tu te dirai sì, te mi butti su una corda, guarda, che dove che è sicuro le spine dappertutto, guarda, dai sul maion. Piano che ce l'hai attaccato. Porca taia! Spingo, perché adesso bestemmo un fiato. Direi che le camminate oggi non ci sono mancate. Porca di quella trutta. Guarda che bel canyon. Quante avventure ragazzi, Italia oggi. Quasi mi dispiace non aver portato proprio, ma l'intenzione era veramente quella di non far video perché su Piander lavori da fare e più che altro Sky del dentista a pagare, quindi non posso più permettermi di fare un video. Oddio. Tacco essa stufo, se vuoi la verità. Sto una bugia, no, guarda. Col prosecco che ho in corpo, i panetti appena buttai su, via, vai. Stiaglio, Ezio, che spiega i sentieri a tic-tac. Così, prosecco che viene su. Vum. Che avventura fantastica. Bellissimo, vero Mirko, cosa hai detto? Vamos. Mirko e Maria approvano questo elemento. Ecco gli alberi. Casca gli alberi. Allora, sì no, appunto, va benissimo così quello che stiamo facendo, però appunto c'è questa impressione che lassù c'è la stradina e noi stiamo camminando qua in Tail Canyon, cioè ti può dire fosso, ma quanto più figo del canyon, cioè suona diverso. Tail Canyon, se andai in Tail Canyon, wow! Se andai zoppo al fosso, bravo Mona. Siamo forse addirittura di arrivo, a meno che molto probabilmente non sbuchi un cobra e invece no, le valli, i prati di Giorgi. Infatti ti ricordi quando Giorgi che corre felice sul prato, guarda qua quanto ha da correre felice, guarda, a parte da qua, guarda Giorgi, corre felice, qua schiva l'albero, dopo continua e ghina qua, guarda, fin là. Cos'è sti assembramenti? In lingua originale, cos'è sto comarò? Ok, strada privata, tutto privato. Ma no, ma guarda Marco, quella doccia, guarda che roba. È bella qua in queste, guarda, con ste vallate, con l'aereo che fa È una scie. chiesa tipica su un paesaggio tipico. Sì, a parte davanti non hai tanta tipica. Anche centrale, dai. Lato, sì, a parte davanti, a metà e metà. Hanno fatto un po' quel contrasto. Eccoci, Virgini Auxiliatrici. E allora, sta qua Italia, guarda che ti spiego. Chiesetta Maria Ausiliatrice o degli Alpini. E qua mi piace tanto il testo, perché uno che inizia con questo gioiellino di Chiesetta vuol dire che è uno che ha capacità comunicative. Apprezzo un casino l'intro di questo cartellone. Dopodiché, guarda, mettete in pausa e leggi tutta la storietta. C'è una cesetta dedicata agli alpini, ma questa, guarda, è anche... è bella dentro, guarda. No, questa è carina. Parla piano. Ha pagato più il percorso, ossia il viaggio stesso, no? Stando alla mia filosofia, che la destinazione. Sì, no, che perché siamo capitati in un brutto posto, per carità di Dio, assolutamente no. Però quanto bello è stato, no? Tutta l'avventura delle strade, i percorsi che abbiamo fatto per arrivare fin qua. È tutta un'altra storia. No, dai, ridimela che non la sapevo, Ezio, dai, la sapevo fino al vin. Mi sono... Alpin, formai e vin, formai stracchine, vicerin sul comodi. Non la sapevo. C'è sta roba da casa, adesso un cammino
sì, un cammino, guarda che roba, una porticella, che strano, guarda qua, e il pic per attaccare a roba a stenda, vedi tu? No, un bello borghetto anche questo. Guarda una vezzetta tipica col bastone, qua in panchina in piazza. Non chiedermi come si chiama perché te l'abbiamo detto prima, l'abbiamo detto 3 volte, dai, sta attento. Di là? Che bella quella, guardi te, no Alessia, casetta dopo, guarda. Wow. Attenzione, c'è il cartello, attenzione ai bambini, non so se siano cannibali o cosa. Sì che sono bambini cattivi, che le baby gang. Vedete i camperisti qua, sono arrivati, singano portavi in giro. Voi arrivate all'area camper de coso là, del Segusino e non vi muove altro. Al massimo guardate un po' la piazzetta del Segusino e dite beh non è niente. Una merda in giro è piena di bellissimi borghetti e de robe da visitare. Quindi muova il cueto, assare il camper in area camper e pedalare o camminare. No, non ci credo, guarda chi c'è! Italia, guarda il camper bianco e rosso. Bruno, dove sei tu? Bruno? Aspetta che il video arriva dopo 4 mesi, ma io no, spesso guarda. Ciao! Ma no, ma che laghetto, sarà sta un fiade di alluvione, di spazzaroto? Secondo me, no? Marco, è che l'ha messo a pedaggi dappertutto, anche i raduni, ogni volta appena ti arrivi te trovi Marco con strisce. Samuel, guarda che bello anche il sgabbiotto qua, vedi tu? I vecchiotti si mette qua, si beve il caffettino o l'ombretta, vedi tu? Guarda che belle casette, Italia, guarda che arte, pietra e legno, proprio come casette di montagna, stupende. Peccato, le macchine qua che in centro mestre, perché tutti alla mossa sempre qua a macchina e non a pinini come che se fanno gli altri, vedi tu? Per caso, sì no. Capo, tutte queste macchine veramente che non capisco perché. Un secondo eravamo su un posto che non c'è mai ci fosse nessuno. Sì, e adesso metropoli, però vedi, ma roba strana, senza nulla togliere a sto posto che è molto carino, ma Stramare è molto più bella e non c'è nessuno. Qua è molto meno bella e è strapieno di macchine, non riesco a capire. Sono ristoranti, proprio probabilmente. Hai visto che pa' mangiare? Porca miseria, cioè ragazzi, veramente. Ma io sono felice che vi impigrite e che andate a fare tutte le cose così, per carità, le robe fighe restano libere, per carità di Dio, non è che me lamento. Però, Dio caro, macchine ha partito fare la foto anche al coso qua, guarda che roba, ma io non so, è incredibile. Boh. E fu così che pochi, tra parentesi, tutti quanti, decisero di fare la strada normale asfaltata. Guarda. Che lì i nostri camper, i puntini in fondo. Porca miseria. I cantieri di montagna. Certo che ora ragazzi magari va bene, non la conoscete ancora bene, ma che manca solo che il bacchetto, Alessia, solo che quello che manca. Sì Andrea, che stiamo scendendo da un bel pezzo, Cioè, ha fatto un bel po' di discesa, voglio dire. E siamo ancora altissimi, levissimi, purissimi. Procedi in direzione ovest su via 24. Che in direzione ovest, porca troia. Ma non c'era, Ma ce n'è uno ancora migliore, È lì così che tacca. Lasciala. Io vorrei un po' di te, Io un po' di 100 euro, io voglio 100 euro. Aspetta. Diserdola. Sì Andrea, ti manca solo che a baretta. Puoi immaginare una baretta in parte Andrea, quello del T4, là in Telangoetto. È ciotolina di carta? Sì, è ciotolina di carta là. Andrea? No, così di sé. You've been knocking hard on the door. I've been locked up in here before. 'Cause you know I've never been sure that you care. But it's been me who's keeping you out. I get lost inside of my doubts. This is all just really about my fear. So would you come and rescue me?
when you come and rescue me. My mind fools me when I'm alone. Still you say my heart is your home, and you tell me I can put down my load, 'cause you're here. Ciao Mavic Mini, come stai là sopra? Adesso vediamo se ce lo buttano giù in qualche modo. Oh, ne manca solo che i vigili, dobbiamo scomodare a metà paese qua, Aspetta, adesso mi metto giù, speriamo di prendere al volo. Come 80 euro? Sì, arrivai a 60 col fil, come 80? Ah, ho messo la scala? Ah, scala, ho capito. Todo sento, Qua fai i conti, infatti, fia così. Però un grazie per una volta sono Non è meglio attaccarmi un pezzo di fil di ferro? Aspetta, se la disse, come sono il motto Sì, ma sta dentro 50, adesso non mi vai a 60? Ma a Scaia, a Bacchetta, Hai preso il merentista per 10 minuti 80 euro? non te che a pensare a fare il giro di cose, a fare le foto di questa ora qua. Ora te posizioni giù, te brighi, te metti... E va via il soldo. No, sì, non ero via solo, però non te puoi neanche pensare, aspetta, mi faccio l'escursione, mi faccio il giretto. Più Italia. Corso di Vicentino, livello extreme. Eccolo. Vai, Siga!